Onorevole Roberto Di Mauro, domenica prossima si terrà la presentazione ufficiale alla presenza del candidato Nello Musumeci della vostra lista Popolari e Autonomista. Sarà sicuramente un momento per spiegare anche questo nuovo progetto politico, se lei ci può dare una sintesi. Beh, abbiamo stabilito di fare questo incontro con il Presidente Musumeci perché si possa, ecco, in questa circostanza conoscere qual è il programma del Presidente Musumeci e presentare anche ufficialmente la nostra lista, che è la sintesi politica di quello che è stato il Movimento per l'Autonomia e Cantiere Popolare in Sicilia e per quanto ci riguarda ovviamente in provincia di Agrigento. I candidati sono, oltre al sottoscritto, il professore Lagalla, l'ex sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, il dottore Carmelo Pullare, dirigente dell'ASP di Agrigento, nonché è stato anche direttore generale del Civico, poi due donne che sono il Manrichi Apparo, consigliere comunale della città di Favara, e l'ex vice sindaco e nato consigliere comunale Mirella Iaconomanno, che sono le persone che abbiamo presentato. Credo che sia questa la lista, una delle liste più forti, se non la più forte della provincia di Agrigento, perché è rappresentativa di veramente 6 candidati che mirano a raggiungere il primo posto come lista. La candidatura di Nello Musumeci è la soluzione migliore che potevamo trovare, una persona rispettabilissima, una persona che è considerata al di sopra di ogni logica di appartenenza di partito o di padrini o di padroni, perché si muove liberamente ed è una candidatura che è venuta fuori, diciamolo, dall'assemblea regionale dei singoli deputati, ma mi permetto di dire voluta anche dalla società civile, che ne ha manifestamente, come posso dire, dimostrato l'interesse, e crediamo che su questa candidatura possa, ecco, attivarsi un percorso politico che ci porti certamente alla vittoria, ma che possa anche avere poi una capacità operativa di giunta di governo. Già 3 assessori sono stati nominati, l'avvocato Armao, lo stesso professor Lagalla e il collega di partito Toto Cordaro, e questo filone credo che potremmo dare certamente vita a una giunta che sia in grado di superare quelle che sono le difficoltà che ha incontrato il governo precedente e che non ha assolutamente risolto. Mi riferisco al tema dei rifiuti, al tema dell'acqua, al tema della formazione professionale. Soprattutto daremo corso a quella che è la legislazione necessaria per poter spendere 10 miliardi di euro che appartengono così come trasferimenti dalla Comunità Europea. Il governo passato nei 5 anni non è stato in grado di fare una legislazione di questo tipo, cosa che invece era stata fatta in precedenza, perché frutto di concertazione da un lato le forze sociali, le forze dei singoli imprenditori, e dall'altro la politica attraverso i partiti e il Parlamento. Onorevole, ecco, parliamo anche di questa sua presenza nel listino di Musumeci, una presenza sicuramente che assume un significato anche altamente politico per il suo trascorso elettorale, per il suo significato, per quello che c'è stato appunto il suo impegno. Sì, tant'è che ecco, Musumeci sarà domenica al Caos dalle 10:30 alle 12:30 per tenere questo incontro con i suoi amici, e il listino è la squadra, ecco, delle persone di fiducia del Presidente Musumeci con i quali ecco, lavorerà in Parlamento per tenere le file della maggioranza e per tenere le file anche di quella che è la relazione tra Parlamento e Governo. Di questo ne sono molto contento, perché oltre ad aver avuto la designazione dal mio gruppo politico, che è la lista Popolare Autonomisti, certamente il fatto che Musumeci abbia ritenuto meritevole di questa attenzione, sono orgoglioso, e come riconoscimento anche, oltre che personale, politico.